E si è corsa nel fine settimana la Coppa d'Oro delle Dolomiti, tradizionale gara di auto storico sui passi delle montagne più belle del mondo. Oltre 130 erano gli equipaggi che hanno sfidato i tornanti del Bellunese, dell'Alto Adige e della Carnia. Tutte le immagini. E adesso invece, a proposito di UTG e a proposito di estate, vediamo un po' lo spazio dedicato a voi telespettatori che ci avete inviato i filmati ma anche le foto più belle delle vostre vacanze. Dunque spazio subito ai telespettatori con le immagini. Questa edizione si apre con la visita nel nord-est del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è iniziata proprio oggi e domani sarà, stamattina era a Merano, in serata a Venezia per una cena privata. Domani alle 9:30 visiterà la Biennale di Architettura e nel pomeriggio interverrà a Mestre. Sentiamo allora un po' l'itinerario del Presidente in questo primo servizio. Sentiamo però anche altre notizie da Venezia e provincia, sempre di cronaca. Siamo agli sgoccioli, anzi per la maggior parte siamo proprio agli sgoccioli per quanto riguarda le vacanze, ma adesso noi vi proponiamo lo spazio dedicato a voi telespettatori, la rubrica UTG Estate, dove potete vedere le foto nelle vacanze, i luoghi più belli immortalati da voi. Guardate. La proposta di una patente a punti per i bar raccoglie consensi nel capoluogo, ma anche qualche perplessità. Una buona idea già operativa in altre località, spiegano i gestori di locali, ma il timore è che in cambio di regole possa appunto riportare il caos in città. Sentiamo un po'. Anche l'ex sindaco Prade ha voluto commentare i primi 100 giorni da primo cittadino di Jacopo Massaro, nessun giudizio sull'operato dell'amministrazione ma una richiesta decisa. Massaro non perda tempo nelle beghe del Partito Democratico e pensi piuttosto al bene della città. Ai microfoni Prade. E con l'informazione dal meteo si chiude il telegiornale, grazie per l'attenzione e arrivederci. E continuano a far discutere le parole del Presidente della Repubblica sull'autonomia altoatesina, le proteste del Bellunese continuano a montare, ma c'è anche chi difende i vicini bolzanini. Le voci. E da Venezia arrivano i primi timidi segnali che potrebbero portare al salvataggio della provincia di Belluno, la commissione che elaborerà il piano di riordino delle province, pronta a tenere conto del documento sottoscritto dai sindaci una settimana fa. Di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme. E invece andiamo a vedere un po' dove i nostri telespettatori hanno trascorso le vacanze con la nostra rubrica UTG Estate. Allora guardate le foto immortalate proprio da voi telespettatori. Notte di festa a Belluno, a Sopracroda per esattezza, per il ritorno a casa del campione paralimpico Oscar De Pellegrina. In centinaia hanno festeggiato l'arciere bellunese, emozionato ma deciso, l'abbiamo detto più volte, deciso a chiudere proprio la sua carriera agonistica. Naturalmente l'abbiamo incontrato nella sua Belluno, guardate. Beh, sono veramente delle belle immagini, soprattutto quell'abbraccio con la moglie. Adesso invece diamo la linea alla regia e le previsioni del tempo. Restate con noi però, tra poco. E adesso, in conclusione di telegiornale, vediamo un po' le immagini che mandate voi telespettatori quotidianamente, le vostre vacanze, che avete immortalato poi i posti più belli con la vostra macchina fotografica. È la nostra rubrica UTG Estate, guardiamo tutte le immagini insieme. La regia per questo allora. Clamorosa svolta nel percorso dei comuni referendari, il referendum di Lamon andrà presto in discussione alla Camera, lo ha annunciato il capogruppo della Lega Nord alla Camera, il trevigiano Giampaolo Dozzo. Sentiamo. Coordinamento dei gruppi regionali del PDL del Nord a Verona, sul tavolo la questione settentrionale e un PDL che vuole rinnovarsi e che dice no ad un eventuale Monti bis e che spiega è tempo che ritorni la politica. Servizio. E dunque sull'onda delle vostre immagini di vacanze, adesso vediamo un po' se è ancora estate e con le nostre previsioni del tempo. Lina alla regia, tra poco in studio. E ora torniamo alla cronaca con un bruttissimo fatto accaduto a Milano, un 19enne pestato a sangue da un gruppetto di giovani alla sagra appunto del paese. Il branco poi ha agito indisturbato davanti a una folla scioccata. Ci sono altre notizie di cronaca anche dalla provincia, ascoltiamole. Ero in chiusura, vi ricordo un appuntamento con la nostra prima serata, alle 21:10 andrà infatti in onda la finale di Festival Show, appuntamento conclusivo in Piazza Bra a Verona, sul palco tra gli altri Alessandra Amorosa, tanto per fare un nome, Emma e Ricchi e Poveri. E ora invece siamo proprio arrivati alla fine del telegiornale, grazie per l'attenzione e naturalmente un arrivederci. E per il portabandiera azzurro intenzionato ad appendere l'arco al chiodo si prospetta una carriera da dirigente federale, molti si sostengono una sua possibile candidatura a presidente del Comitato Italiano Paralimpico come successore dell'uscente Luca Pancalli, peraltro grande amico di Oscar. E ora invece ci fermiamo, pochi istanti le informazioni meteo, però restate con noi, a tra poco in studio.
Ben ritrovati in studio, adesso uno sguardo alla nostra programmazione, l'appuntamento di prima serata, l'approfondimento dei nostri telegiornali X News. Questa sera ospite del direttore Domenico Basso ci sarà Don Marco Pozza, il giovane sacerdote impegnato nell'attività di recupero e aiuto dei carcerati nella casa circondariale di Padova. Appuntamento dunque con X News questa sera alle 21:25, naturalmente da non perdere. Con questa novità del nostro palinsesto si chiude il telegiornale, non ci sono altre notizie. Un grazie, un arrivederci intanto per averci seguito, a domani. Con una nuova stangata sui comuni, questa volta tocca a Longarone che si vedrà tagliata i trasferimenti statali di quasi €500.000, ma dall'amministrazione arriva una decisione controcorrente, l'IMU resterà invariata, appunto assicura il sindaco. I dettagli, il primo servizio. La rivoluzione nella promozione turistica sta arrivando e rischia di trasformarsi in battaglia politica. Dopo la cancellazione della provincia, la regione ora è pronta a dare in affidamento a enti del territorio la gestione degli uffici turistici e avrebbe individuato nel consorzio BIM Piave un ottimo candidato. Sentite. E ora passiamo alla politica con lo scandalo che si sta abbattendo sul Consiglio regionale del Lazio e sul PDL e che non lascia indifferenti neanche i militanti bellunesi del partito. È ora di fare pulizia, tuonano fuori i ladri, appunto tuonano i PDLini. Sentiamo proprio le loro voci. Erano davvero molti i bellunesi presenti al meeting dei giovani di Caorle. La Regione ha presentato i bandi che mettono quasi €4 milioni a disposizione dei progetti presentati da ragazzi sotto i 35 anni di età. Andiamo a vedere le immagini allora. Bene, si chiude qui la nostra edizione, non ci sono altre notizie dell'ultimo minuto, adesso vi lascio in compagnia con le previsioni del tempo, grazie per averci seguiti e naturalmente ci vediamo domani, se lo vorrete. Dunque lo avete sentito dalle nostre anticipazioni, Lorenzago tradita i nomi di Papa Giovanni Paolo II. Dopo i concerti e gli eventi organizzati lo scorso anno nella terra dei papi dall'Organizzazione Mondiale per la Pace, in paese crescono i dubbi e anche le preoccupazioni. Ad oggi ammontano decine di migliaia di euro i debiti non saldati dall'associazione. Sentiamo come sono andate le cose allora. Parliamo adesso della politica, ovvero della nuova bufera sul Consiglio regionale del Veneto. Dopo il tesoretto da quasi €5 milioni annui a disposizione dei gruppi, ora l'indice è puntato su €2.000 che ciascun consigliere può ottenere, per così dire, fuori busta come rimborso forfettario. Il tutto oltre alla diaria e rimborsi spese che arrivano a circa €10.000 al mese. Siamo stati a Palazzo Ferrofini, allora sentiamo che cosa hanno dichiarato alcuni consiglieri. Sentiamo. Messa in Duomo, dunque, lo abbiamo appena sentito per il patrono di Mestre, stamattina invece i cittadini hanno celebrato San Michele Arcangelo con l'alzabandiera in piazza Ferretto. La gente si affida al santo per ottenere serenità, salute e lavoro, ma anche politici capaci. Li abbiamo sentiti. Il calcio, seconda divisione, il Venezia affronta domani la trasferta sul campo del Renate. Per mister Diego Zanin è emergenza e infortuni in difesa, il reparto arretrato cambia per la quinta volta in 5 partite, allora sentiamo le interviste. Oggi è penultimo giorno di settembre, vediamo allora insieme i fatti salienti, i principali, quelli più importanti che hanno caratterizzato il veneziano appunto in questo mese. Bene, siamo in chiusura, grazie per l'attenzione e adesso rimanete con noi perché subito dopo ci sarà l'edizione di Treviso. Arrivederci.